Ciao, sono Marco e oggi spiegherò il funzionamento del torchio idraulico. Allora, il torchio idraulico è formato da due recipienti, uno con una sezione molto maggiore dell'altro. Questo strumento serve per sollevare delle masse grandi con una forza minima. È utilizzato soprattutto dai meccanici. Appoggiando una massa su questa superficie si può utilizzare una forza piccola per sollevarlo tramite un fluido, essendo questi due recipienti comunicanti. Il fluido non è comprimibile, quindi esercita una forza che solleverà il nostro cilindro maggiore. Ok, adesso passiamo alla pratica. Io ho costruito questo torchio idraulico semplicemente con un tubo di irrigazione, un deflussore come scarico. Questo tubo è collegato a una siringa che ha al suo interno un piccolo pallino di piombo che ha la funzione di valvola di non ritorno. Questa siringa ha un altro beccuccio che ho inserito che porta l'acqua a questa siringa di silicone con un altro pallino di piombo, sempre da valvola di non ritorno, cioè che l'acqua possa defluire ma non tornare indietro. L'acqua di qui, la siringa è collegata al siringone, dove è inserita all'interno uno stantuffo e questo piano d'appoggio. Poi la siringa ha anche un altro beccuccio da cui esce l'acqua, collegato a un deflussore, semplice deflussore. Adesso farò vedere il funzionamento con un peso da 5 kg. Come si può vedere, con una forza minima si può sollevare un peso abbastanza grande. Pur essendo questo un torchio molto piccolo. Adesso scarico, come si può vedere la bottiglietta si riempie di nuovo e il peso scende.